Qua. Raga, voi volete fare qualcosa? Volete parlare? C'ho anche della roba da mangiare io qua dentro, ve lo dico. No, stavo dicendo a loro due perché sembrano tipo in castigo. Sto faccio una cosa di là. No, tu sta buono Ma tu vuoi andare di là? E sei fuori. Io mi sono seduto perché sono vecchio. Puoi venirmi a tenere la torcia allora, visto che sei vecchio. Puoi farlo anche da seduto. Cosa mi muovi qualche pezzo di... Non riesco. Un attimo adesso sto chiedendo una cosa. Mi muovi qualche pezzo di coccio qua di mattoni rotti? No? Non vuoi? Cosa hai detto? Canta? Canta. No, guarda, mi dispiace, non canto più niente. Di figura da pirla l'ho già fatta. Con i bambini dal teatro. Esatto. Qui nessuno canta. Cosa hai detto? Chiara. E ha detto un nome. Adele. Ripeti? Il nome? C'era una Adele prima nei fogli scritti? Sì. Ok, cara Adele. Vuoi scrivere una lettera? Hai un pensiero per questa Adele? Tu che hai parlato? Vuoi che scriviamo qualcosa? Sì. Che lampo. Lascia stare per cortesia. Sì, lascia sì, sì, stare sì. temporale, tu concentrati. Ma cosa vuoi dire ad Adele? Dillo. Secondo me È qui. Ma perché io c'ho la... Ah, perché lì c'ho il coso, ragazzi. secondo me è tipo una lettera privata. Può essere? Potrebbe anche essere. Così vedi qua lascio gli apparecchi. Scusate, sono stata io che ho attivato per sbaglio. No, zitto! Puoi venire a tenere un secondo la torcia? Ti prendi in braccio? Ma dai, ti prego. Prendi il braccio. Ti prendi in braccio, sono vecchio. Moira, tieni un secondo la torcia. Ti tiro su io, se no. Vabbè, ha fatto Mi si è niente. stordito l'orecchio. Cavoli. Minchia la vecchiaia. No, ragazzi, mi si è stordito l'orecchio. Interno di corvetta, state sempre a criticare. Raga, però... cioè, no, adesso veramente... Posso No, dirlo? lascia... Aspetta che sennò, ecco. Lascia. Sorgola. Avete un po'... Io devo chiamare Katy un attimo, ragazzi. Perché non è Detta giusto proprio... Buga buga. che sia stata trattata così. Però vedi che adesso... Cioè, tu devi tenere un punto fisso perché sennò... Adesso sto roba qua mi dà fastidio, ti dico la verità. Mauri, tutto a posto te? Ok. Bene, io devo... Ma tu hai il coso acceso? Hai la spirit accesa o no? Sì, sì. Ok. Guarda, vi lascio la cassettina qui, ragazzi. No, è Chiamo... Ce l'ho io. Ok? Finché chiamo Katy vi lascio. Ti serve? un attimo. Chiedi a Tommy se va bene. A Katy. Ho detto che avete un po' rotto. Allora, Le porte. Ragazzi, chiedete a Katy se è pronta, che la chiamo. Katy, se sei pronta, Moira ti chiama. Ma porco. Cosa succede? Allora, No, ha detto che è tranquillo. tu Non vuoi, bestemmiare. vuoi dire qualcosa ad Adele, ma cosa? È pronta, Katy? Si è spenta? Aspetta, Thomas, un attimo che guardo Katy. Sei pronta, Katy? Ok, Cosa ti vuoi chiamo. dire ad Adele? Oh, tu non te ne andare in giro, eh? Dammi la torcia, ma dammi io come detto. Un lenzuolo lì per terra mi pare di averlo visto, sì, prima. Sinceramente parlando. Cioè, ma stanno litigando nel rullo. Allora, raga, a me non me ne frega più niente. Chi sta litigando, buttatelo fuori immediatamente. Non me ne frega niente. Domanda, scusate un attimo. Autorizzazione, perché avete un po' rotto il... Guarda, Fatto bene. domanda, ma non era fatto tutti interessato Mauri? extra prima? Sì? Ma venire qua con me. Puoi venire? Non c'è più? Adesso aspetta. Aspetta, perché io non posso allontanarmi perché sennò non c'è più luce. Qui? No, guarda, c'è questa qua aperta e quell'altra aperta, che non c'è la tapparella. In teoria non era in una di quelle lì. La bottiglia d'acqua aperta.
O sono io che non l'ho vista? Era su quello là. Ah, ecco. Oh, prova a togliere il maniglione. Prova a togliere quel maniglione lì. No, non sto a scavezzarlo. Allora, possiamo sapere cosa vuoi da Adele? Tu vuoi parlare con Adele. Perché vuoi parlare con Adele? Aspetta, lo Perché è specchio. qui, ha detto. Aspetti, non sembra. Raga, guardate che riflesso strano nello specchio. appunto. Guardate. Aspetta che provo a muovermi un po' più a destra. Aspetta, proviamo a mettere più fuoco perché adesso non lo mette più fuoco. Guarda. Raga, cosa cacchio è sta roba? Ok, tu tieni la torcia lì puntata, bravo. Ascolta, adesso ci pensiamo. Si può vedere cosa vuoi, si può sapere cosa c'è, cosa vuoi. Che c'è? Guarda lo specchio, guarda che non mette più a fuoco, guarda lo specchio. Adesso sto mettendo a fuoco. Guarda che riflesso che c'è. Raga, ma fate finta di non vedere il madiglione, cioè, madonna, non è che possiamo rompere. No, non possiamo farlo. Cosa? Possiamo provare ad avvicinarci allo specchio, non possiamo farlo. No? Perché ci avviciniamo alla stanza magica? Voi no, ma io sì. Nel senso, meglio da correre. A voi attira quella stanza, a me no. Più che altro... Guarda, continua a non mettere a fuoco, hai visto? Dove? Qui? Ma hai spento tu? No. Sì, È hai caricata. Ah. spento la luce. No, e come? Ok, magari per sbaglio... Cioè, raga, è come se qualcosa continui a passare Così. e continua a non mettere a fuoco, hai visto? Stai qua e non andare in quella stanza, neanche te. Ecco, bravo. Appoggio. Comunque tu stai tranquillo, ok? Ecco, che importa che persone? También? Yes, it's ok. Ci puoi dire cosa vuoi? Ti stai palesando qui perché? Era il tuo piano? Era qui dove sei stato o stata rinchiuso? Sì, anche a me te vede. Guarda qua, da dove la vedi? A casa tua la vedi la mente. Vai tranquilla adesso che ti facciamo riposare. Là. Ok? Stai tranquilla. Minchia, mi stai per togliere un occhio con quegli artigli. Scusa. Eh, Eri rinchiuso qui? va bene. Se qualcuno viene un attimo. Oh, Issa. Punta qua, perché sennò non si vede. Sì, avete l'autorizzazione per poterlo fare. Avete la corretta di farlo. Dove puntavo Senza prima? dire niente, quindi prendi fuori se fanno così, perché non Prepara. possiamo salutare la prego. Ma sempre per quel motivo di prima? Fanno così. Ah no, è quello... Non è quello... Brava. E Corbetta mi raccomando, mantieni la calma per il temporale. Sì, sono tranquilla Sei per mezzo ora. noi, sei tranquilla, dai. Oh. A posto. Prima di andare avanti qua, qual è? Sono tranquilla. Sto tremando. Si sente TV da fastidio, raga, nessuno ha la TV accesa, cioè. Mi ha toccato qualcosa... Perché è passato anche un Orbs lì. Se vai più avanti. Qui mi ha toccato. Sì, perché... Sì, stanno a posto. Non voglio essere nei moderatori stasera perché ti giuro io bloccherei tipo tutti. Cheat non deve andare in quella stanza lì. Io. Cristo. Allora, mi puoi dire perché sei qui? Avanti.
Perché? Non possono, è solo una foto. Veci, ma noi siamo in là. Vabbè, guarda, io non rispondo più. Vabbè. Questa è una foto? Visto? Sì, è una foto. Guardate che belli che siamo in foto. Vieni qua, Thomas. Fatti vedere che bello che sei in foto. Siamo bellissimi in foto. Guarda, siamo bellissimi in foto. Avanti, raga. C'è stato un bel lampo. Sì. Era una notte buia e tempestosa. E noi siamo rinchiusi in un manicomio. Come quattro... No, dai, mettiamoci seri. Eri qui Come? in questo reparto, giusto? No. No. Ero qui, ha detto. Ma eri qui da solo? Metti più a fuoco. Sono stato qua. Devo allontanarmi da questa parte di corridoio. Sei stato qua. Chi era Adele per te? Grazie, raga, dei doni. Scusi un attimo, così si vede lo specchio? No, adesso non si vede più lo specchio. Perché non si vede più lo specchio? Appunto, Adesso sì. Cosa, ragazzi? così non si... Allora, io, Così no. io ho avuto un attimo la nausea, qui. Però così non lo vedi più. Ragazzi, io ho avuto la nausea finché ho detto un attimo quella parte di qua. Ok. E anche la stanza, guarda, io ho la pelle d'oca e avevo una nausea qui un attimo fa. Guarda, non mette più a fuoco. Guardate che non è una buona sensazione la Guarda. nausea mia, Ok. ci sta. per niente. No, vuol dire che si stanno manifestando le anime più basse. E io l'ho detto. Vabbè, Cosa vi l'orario. avevo detto? È l'orario. Avevo ragione Mauro di suddividere così la live? Io l'avevo detto. Allora, Adele era rinchiusa qui? Perché lui era rinchiuso su questo reparto. Ma se Adele fosse un'infermiera invece? È vero. Potrebbe essere un'infermiera. Adesso ci concentriamo bene, ragazzi. te, lì, No, ma è tranquillo Mauri, è tranquillo. È con me. quello lo so. Tranquillo che è con me. Non passeggiate troppo che non mette più a fuoco niente. Poi la gente qui non vede più niente. Vi prego, grazie. Comunque guardatevi quello del video se c'è ancora Ox qua intorno, perché lui è qua. Adesso. Guarda quel puntino. Guarda lì, sì. Quello è evidentissimo. Lì dove sei te? C'è un Dove Ox? sto puntando io ci sono due puntini. Ci sono? Due puntini. Cercatevi Sì, sì. un lavoro disadattati. Il nostro lavoro... Ascolta, comincia a muovere il fondoschiena, vieni qua. Il nostro lavoro sarà quello di mandarti... Ascolta, a Verona Cuore. Catullo c'è l'aeroporto. A Catullo. C'è di solo, sì, l'aeroporto di Verona Catullo. Un biglietto di sola andata per Fanculo. Fankuland. Per non ritorno. Vai. Ah, raga. Brava Luisa, brava. Cosa? Che ha detto volato. Cos'è stato? Io che ho battuto la mano. Veramente, ragazzi, Thomas riesce a stare fermo con la torcia, se no non si vede niente. oh ma che ti ho messo il turbo adesso? Torna in Transva. No. Dai, io mi sono casata. Adele era un'infermiera? Vieni qua a mezzo, va, fatti da mezzo. Che è tua la live. Me capia? Poi ma Voi cercate di mettere a fuoco. Non guardare di là però, per favore. No, sto guardando voi. Guarda noi, non guardare di là, guarda. Guarda, fidati. Ecco, non è niente. Ma la box, la spin comunque si spinge. Sai cosa dicono gli angioletti? Sono gli angioletti che brontolano questi qua. Ah, se? Sì. Poverini avranno fame. Fammi No, uno su non questo. so perché stanno discutendo, stanno litigando. Ah, ok. Aspetta. Ragazzi, è accesa la Spirit Box, E non sta andando? No, nel senso è accesa, guardala. Guarda. Oh, no. Guarda che c'è. È vero. Guardate. Guarda Thomas. È accesa, eh? No, c'è. Aspetta, vieni più Guarda. a sinistra che così ti si vede. È al massimo, no? Guardami. È al massimo il volume, Sì, vero? no, al massimo. Mauri, si è calma L'ho piatta. sentita anch'io. Non è Cosa? buono, eh? Calma No. piatta. Crocchiola. Secondo Non me andare di là. si sta preparando per attaccare. Però sai qual è? Secondo me vuole fare lo stesso gioco di prima. Secondo me si sta preparando. Te stai dietro Mauri, che io sto qua. Vai là con Mauri. E qua dietro? Appunto, mettetevi di qua. Cosa stai preparando? Portalo via da quella. Ce l'ho. Ah, questa. Perché Sì. ti sei calmato Portalo improvvisamente? da questa Cosa parte. sta succedendo?
Vai, Io? parla. Ma non si può ingrandire Ti di più stiamo questa. ascoltando. Scusa Mauri, non si può ingrandire di più questa, c'è il faro. Dai, su. Guarda che roba. È come se là in fondo ci fosse qualcosa che continua a passare e non riesce a mettere a fuoco Io il inquadro telefono. là con la pila. Secondo me vuole fare lo stesso trabocchetto che ha fatto prima. Sì, vuole giocare. Ti stai divertendo? Ma vuole... Orbs, ai tuoi piedi. Voleva abbandonare... Ha sfocato anche il mio telefono. E qui non sta toccando niente nessuno. Lasciamo Moira qua da sola. No, no, non ci provate neanche. Sai che cosa io penso? Sento freddo sotto gli occhi, tipo Io sudore penso freddo. che stai escogitando qualcosa. La calma Sento... Appena noi ci spostiamo, questo a sangue. Sento... Io... Stai bene Mauri? Ho ragione? Io sento sudore freddo sotto il naso qua e sotto gli occhi. Qua. Dentro cosa? Hai provato a toccarmi poco fa, vero? Quando mi è venuta la nausea? Giusto? Insomma, il suo fatica veramente, perché l'altro non è una questione di spostarsi, ragazzi, qua e di là, è qua vicino. Ve lo dico chiaramente. Ti stai preparando per attaccarci? Non ti conviene provarci perché io non sono buona alla fine dopo. Non lo sarò così tanto buona con te. Zitto! Tu vuoi vedere. Io ho capito. Occhio. Sì. Cosa vuoi vedere? Parla con me un attimo, cosa vuoi vedere? Dimmi. Parla a alta voce. Non fare i giochetti con me. Esatto. Dai, spiegaci cosa vuoi vedere. Andiamo se ti diverti a giocare. Allora, qui ci sono delle anime buone comunque, perché quegli orsi lì sono alte, non sono basse. Questa è una farfallina che è passata. Cosa vuoi combinare? Ho detto bene che siete anime buone? Ha detto uccidimi, ma era un bambino. Cosa ti è successo? Parlaci. No, sei buona, non c'è niente. Sì, c'è stato un rumore di ferro. Io non l'ho sentito. Anche tu l'hai sentito? È stato come Perché hai gli occhi qualcuno- lucidi te? Hai presente tipo... Tu hai gli occhi lucidi. Ma è da quando siamo arrivati? No, è come se gli veni, guarda, è come se gli venisse a piangere. È vero. È vero. Sì, sì, li hai molto lucidi. Perché un bambino dovrebbe chiedere di essere ucciso, scusate? Solo bruciare gli occhi. È quello forse. Senti, anch'io ho sentito bruciare gli occhi, quindi non sono l'unica. No, bruciare gli occhi, io Te? sono quello che cioè. Tu, Mauri? Ah, ma sei tu che fai il rumore, perché No, batti adesso sulla sto sbarra. Mauri, tu No, senti no, bruciare io gli no. occhi? Ok. Solo io e te sentiamo bruciare gli occhi. No, io vado a vedere come devi farlo da tanto. Oh, beh. Se segni qui, se qualcuno deve arrivare da dietro. Cosa c'è? Bambino, ma sei qui? Può darsi che l'Orps era lui, quello Esatto. bianco. Ma cosa? Ho sentito dei passi. Sei tu il bimbo che sta sei il bimbo che sta girando qua intorno? Rispondimi. Dark, se vedi qualcosa là in fondo, Era tipo dimmelo. un sì, secondo me. Guarda, perdonami, puoi Ma guardare perché un il telefono? Ti bambino ho là mandato una potrebbe foto essere perché lì credimi, la live sulle non si zalle? vede. La live non si vede? Cioè, si vede veramente, veramente male. Guarda la foto che ti ho mandato, si vede così. Sì, sfoca tantissimo. Sto guardando anche con altri telefoni. O è Ho detto, qualcosa perché un arancione. bambino Sì, dovrebbe essere sai lì? cosa? Perché con l'altro, allora, questo non mette a fuoco e il mio è tranquillo e si mette a fuoco bene. Magari possiamo... Però Dark io, ecco, adesso ho sfocato anche il mio un attimo, Dark, c'è qualcosa qua. Sì. C'è qualcosa nel corridoio, Dark. C'è qualcosa che non va. Alcuni bambini venivano messi lì perché magari i genitori non riuscivano e li mettevano qui. È vero. C'è qualcosa che non va nel corridoio, Dark. Ti stai... Io Anche, raga, però non magari capisco anche sto perché. coso arancione che c'è di fianco.
O provate ad andare un pochino più avanti. Cos'è questo coso arancione? Ah, quello lì? No, no, no. È proprio... Sì, c'è qualcosa che non sta andando, non è un bambino questo, raga. No, Ti sta cercando di fottere di nuovo. non è un bambino, Dark. Puoi Anch'io questa smetterla di cosa sì. prenderti gioco di noi e parlare seriamente prima che iniziamo ad arrabbiarci tutti? Io vi dico una cosa, qua non ha senso andare in un altro manicomio che qua c'è tanta attività. Sì, qua ce n'è tantissimo. Siamo al riparo, piove di rotto, cosa dici Dark? Io direi di fermarci qua Per me fino è a domani uguale, raga, mattina. come volete. Sì, sì, ci sta Ma assolutamente. abbiamo tutto continuamente riscontri. Esatto, Cioè, è inutile andare, secondo me, ragazzi. Votazioni qua in live, cosa dite? Secondo me è inutile andare in un altro ex manicomio, sì, è brutto da dire così, però è questo le location. Sì, piove di rotto qua fuori, ragazzi. Roba da fare una doccia. Ok. Cioè, se vi sta bene, noi saremo qua. Diluvia fuori. Lui sta cercando di fregarci di nuovo. Tu non sei un bambino. Non è un bambino, ragazzi. Io avevo la Tu non nausea. sei un bambino. Oltre a quello, Thomas, puoi far luce da lì, per favore? Che io non ho due in mano, ma... Stai cercando Grazie. di farti passare per un bambino per avere un collegamento con noi. Comunque questo è di passaggio, perché fa turni troppo lontani uno dall'altro. Con noi. ma c'è da dire l'osservazione che io ho fatto prima nella sua live, che ha riferito tuo nonno. Ha detto nonno e nipote, non è che tuo nonno No, no. sta bene, vero? Sì, sì, è stato Dio. No, ma appunto l'osservazione... Almeno. Mia nonna è andata a trovarlo, stava da Dio. Sì, sì, buono. Quindi Meno male. Anzi, si sta riprendendo. è iniziato No, a perché ha urlare. detto nonno e nipote, eh? Giusto Mauro, ha detto nonno, non nonna. Forse perché capisce che mio nonno è qui vicino. È probabile Anche anche... tua nonna che ti ha detto quella storia lì che ha visto qualcuno qua. Scusate, ma... Ed è il nonno che mi ha detto che ha visto qualcuno qua. Vedi? Sospiri. No, portatela una, Thomas. C'è Eccola questa? qui. Ah, ok. Se sentite un paio di rumori sono io. Cosa stai complottando qui? Dillo. Cosa ti stai ricaricando? Non so. Lo sai benissimo. Ti stai Mauri, mi raccomando, ricaricando. era. Ti stai ricaricando per qualcosa, guarda, ci scommetto tutto quello che vuoi. Dillo chiaramente, non prenderci il giro dell'oca. Cosa stai, Provetta, per favore, tieni questa là perché... cosa stai cercando di fare? Santo Dio. Certo che ci Ma prendi guarda, in giro, guarda che vieni qua a vedere che diversità di luce al telefono, guarda. La vedi? Stai zitto un attimo, per favore. La vedi che diversità? Proviamo a fare una roba del È come se non mettesse a fuoco. Cioè, anche la luce manca tanto, ha ragione Dark. Oh signor, basta cantare. Madonna mia. Allora, proviamo a fare una roba del genere. Certo che ragazzi, una notte nel manicomio, col temporale, atmosfera giusta. Quelli oscuri. No, veramente ragazzi, notte in un manicomio, con l'atmosfera del temporale fuori e il clou. Poi te la luce con gli oscuri. Mamma, veramente. Cosa hai visto te? Io mi sto cagando in mano va. per il temporale. Ah, ecco, per via strano per l'altra roba. Comunque gli orbs qui sono spariti, visto? Sono da qualche... No, questa è la farfallina. Questa è una farfallina. Sono da qualche altra parte, perché qui i ragazzi sono spariti, la cosa non mi piace. Dove siete? Fatti rivedere. Passa di nuovo come orb. Chi è che ho parlato? Boh. Mackie! Mi ha appena sussurrato in un orecchio. Mackie! Dimmi. Apri, mi raccomando, Madonnina santa benedetta. Boh. Dov'è quel boh?
E cosa hai in mente? Puoi ripetere quello che hai appena bisbigliato nel mio orecchio? Di nuovo nausea. Anch'io, mi prende in giro. No, no, ripeti quello che mi hai appena detto all'orecchio, avanti. Farfallina. Dai, su, ripeti. Ah, questo è Thomas. C'era una voce di donna che sussurrava, anche lei l'ha sentita. Sì, in tanti hanno detto che con le cuffiette... Grazie Ale! Tanti hanno detto che con le cuffiette... Che là? Pardon. Smettila di bisbigliare, parla normale. Senti che freddo che è salito. Tra poco mi metto la santa. felpa. Caldo, piccoletta. Eh? Sto crepando dal caldo io. E come fai tu Tu a stai aver così crepando dal caldo, a me sta congelando un braccio. Tra poco anch'io. È vero, è caldo, senti. Io ho la spalla... Caldo, caldo. Io ho la spalla destra. Ciao Anto! E ti giuro, ho il gelo. Solo nella spalla Allora, destra. ragazzi, io poco fa avevo la nausea. Non guardare là. I tuoni, ecco. Lampi e tuoni. Senti, questo è il mio stomaco, Questo era Ragazzi, giuro che era il mio... Ma io sono tre mezzini di ieri brioche, quindi... Se volete qualcosa ditelo che c'è. Hai finito di tuonare? Ha mangiato troppi fagioli. Madonna mia. Pasta e fagioli. Però a me, ragazzi, io ci scommetto qualcosa, ha ragione il Corbetto, qualcosa sta organizzando. Calcola che... Sta smacchinando qualcosa, perché avete badato che c'è troppa calma come Orbs adesso? Hai visto Dark? Una volta... C'è troppa calma come Orbs. Mayra, ti ricordo Sì, una non voglio volta che perdere eravamo di in più. Mauri? Ci sta... All'inizio, sai... Avete visto? Raga, è passato qui davanti velocissimo una figura nera. Allora, se è passata l'ho L'ho ripresa da lì. ripresa. È stata ripresa? Sì, sì, l'ho vista. Cioè, io ho guardato da qui Ma anche e da l'ho qui visto dovrebbe passare. esserci se è passata. Sì, sì, sì. Ti stavo dicendo, Mayra, e all'inizio di Mauri, calma, poi è iniziata a essere movimentata, poi una certa per un'oretta. Vedi, l'hanno vista anche la loro. calma. Dopo, Velocissimo, brava Rosy. Ripetiamo, se avete dei ragazzini cosa che santo Dio a mezzanotte e 46, io spero che i figli piccoli siano a letto, vero? Sì. Cioè non scherziamo ragazzi, mi Vedi che l'hanno raccomando. vista anche loro, quindi vuol dire che è stata Sì. ripresa dai telefoni. Stanno tornando gli Orbs. Sto distruggendo la schiena. Attento ha detto. A chi attento? A chi l'hai detto? Veloce, perché veloce? Perché è passata a quell'entità? Io lo sento qua. No, beh, prego, non cominciamo ancora perché veramente è da incubo stanotte. Io lo sento di... No, niente. No, no, ma non è... Ah, boh. È un'entità, Thomas. Non sono passi umani. Penso di sì. Perché c'è qualcuno? A me servirebbe un buon Come boh? caffè. Hai visto passare qualcuno? Non saprei. Cioè, non ti so dire se magari carne o... Ah, vogliamo dirlo che quello. le indagine completa è suddivisa in scaglioni da 3 ore. Esatto. Quindi saranno 3 caricate che devo fare. Aiuto! Stavo dicendo Corbetta... Tappati le orecchie. Tappati le orecchie. Perché era in fondo. Cosa fai? Tappati le orecchie. Allora, ragazzi, Sembra una spastica. ragazzi, tappati le orecchie. Mauri cosa ha fatto? Mi sono tappata No, le orecchie. 2, una se n'è tappata. Ecco, sì, di là non c'è. Metti una mano, Mauri. Ma ascoltate, ma io adesso ho appena visto un fascio rosso passare. Sì, qui. l'ho visto anch'io. Anche tu. Comunque secondo me era Ragazzi, un'entità. voi avete visto un fascio rosso passare verso il telefono, qua venire verso il telefono, no? No, ma non era un lampo prima. Pensa la stessa cosa anche. Eh? E c'è qualcosa di là che non ti quadra. No, mi puzza. Un Io lì avevo la nausea poco fa. Nel buio in fondo sulla destra.
Sì, c'è qualcosa che non va. Allora ragazzi, ascoltatemi bene. O è lui che sta cercando di palesarsi lì? Io poco fa nell'angolo lì, quando parlavo con la Katia al telefono, avevo la nausea. Giuro. E l'ho vuol dire detto che c'è tipo subito. Quello là era un'ampola in Perché, fondo. raga, se fosse qualcuno di umano, secondo me sente che siamo più voci. Qui sopra. Dipende. Ha detto qui sopra. Qui sopra, ha detto. Quindi è qui. O pensa, non ho capito. No, è qui sopra, ha detto. Comunque, dipende se... Dove sei? Perché noi diciamo se... Mauri è dice un che era in balcone, fondo. Ok? Che ti dici che è un balcone? Possono essere anche 5-6 persone. Ah! Gente che viene a fare i riti. Le candele. Bravo. Io, Vedi buona che stai zanzara. collegando i segni, la vernice Dopo fresca. dobbiamo andare a vedere le candele, cazzo, quelli che ho fotografato. Sì. Oh cazzo, dov'è? Erano nuove sotto. Chi è che mette le candele nuove senza accenderle? Chi ha A intenzione di piramide. Chi ha intenzione di tornare a fare un rito? Ma non è adesso perché sente noi. No. Dipende. Dipende quanti sono loro. Perché se io vengo qua che siamo 10 persone, 4 persone, non mi frega nulla a me. Se sono un gruppo. Ma a parte che loro non riescono, secondo me, ad identificare in quanti esattamente siamo. Però se A loro... parte che se anche vengono a fare cose, sapendo gente che noi siamo incappucciata? qua, a noi non ci fanno niente in Il senso. tipo che è corso? Il tipo che è corso incappucciato. Se io sono qua, mi vedo due corrermi dietro, sento due voci da su, faccio tutti, due, io, 4. Sì, cazzo è vero. E chi ti dice che magari non ha fatto il giro da fuori quando noi siamo tornati da voi, lui è uscito? Il passo che abbiamo sentito. Ascolta, volete fare un giro giù? Ah no, ha detto. No, no. No, perché magari è tutta una tecnica per farci dividere nuovamente. Però scusami un attimo, allora, il fattore che mi viene da capire una cosa a me. Prima vuole dividerci. in Poi due guarda gruppi, come ti ha giusto? mangiato. Guarda come scende, era al 90% quando l'ho attaccato. 80 circa. 80. Però è troppo, sta Prima scendendo troppo vuole in dividere fretta. me Mauri da te e Monica. Sì. Poi dopo vuole dividere me te e Mauri. Comunque Mauri sta caricando l'altro intanto telefono. E anche questo. Lui sta cercando di dividerci tutti. Perché una volta che io e te ci stacchiamo da loro, ipoteticamente, ok? Una volta arrivati in un determinato posto, farà Scusate, due ma io rumori in devo- due posti diversi e io e te ci staccheremo per andare a vedere. Però Siamo 4 persone su 4 piani diversi. 3 piani. Scusami. 3 piani diversi. Non so, cazzo, è vero se no- 4 piani e noi siamo in C'è la 4. soffitta. C'è la Sofia. No, Soffitta no, ragazzi. Troppo Siamo in alto. 4 Però noi e ci sono il 4 problema è piani. uno perché quando andiamo io e Mauri andiamo sempre entrambi nella stessa direzione perché sappiamo cosa può succedere. No, Eh io certo. voglio dire Quindi una di cosa. conseguenza non è che Non ci dobbiamo dividerci. Noi non dobbiamo Ecco la dividerci. testa, perché io adesso ho freddo, ragazzi. Però scusami, perché? No, tranquillo, Thomas. No, ho visto Ah, che c'era scusami. quello. Perché gara croce, cavoli. Quindi, Thomas, di conseguenza- perdonami, non ho fatto apposta. Vai tranquillo. Di conseguenza mi viene da pensare. Non girarti ancora perché mi Ok? devo mettere la maglia. Perché stai cercando di dividerci nuovamente? Cosa vuoi? Dimmi, Thomas, fatto. Posso? Sì, sì. No, almeno mi sto. Mi spieghi cosa vuoi da noi? Ma io non sto in domande e treni. Prego. Esto Esto un cosa? Esto un. Ne resta uno. Ne resta uno. No? Il tipo Mauri, incappucciato. Poi 370. Oppure, raga, ci sta avvisando dei tipi, ne resta uno. Quello che abbiamo visto iniziare che Quello che avevano visto loro prima. Che Ne quando- resta uno. Magari erano Abbiamo qui. sentito a parte sbattere che avete sentito anche voi e abbiamo iniziato a correre di dietro, era uno. Giusto? Gli avete detto che sì. Gli avete detto che sì. Gliel'abbiamo urlato di quasi. Ma l'avete detto però. Perché Si vede, no, si vedeva devi aveva la avvisare. torcia, no, aveva la torcia, si vedeva. Perché avvisano. Però è più diciamo che facile se che. uno è così- Senti che freddo che è arrivato adesso. Ma non hai qualcosa da mettere? Sì, sì, ho la felpa nello Mettila. zaino. Adesso Il problema, lo... sai qual è? Fatela Che mettere. quella Ho perso gente lo lì- zaino. Ah, qua. Il problema è che quella gente lì principalmente non è mai riservata. Ho capito, però a noi non ci deve fare niente, perché noi non siamo mica venuti per loro. Ecco. Però se devono fare più qua. Lo faranno giù. Scusami, E mi è tutto il coso per loro. Mi capia? Va bene, tutto ma. Dipende se la cazzo aperta.
Allora, aspetta. Ne rimane uno. Chi rimane? C'è da essere Mayra. Per rimanere se lo teniamo tutti. Hai capito cosa ho detto? Ho detto proprio 3. Ho chiesto ne rimane uno. Chi rimane? Proprio te. Ce l'hai con me quindi? Proprio te o proprio 3? Proprio te. Ok. Ce l'hai con me? No. Con chi ce l'hai? Fai un nome. Ho detto nome. Ha detto un nome ma non ho capito chi. Ho detto nome io. Fallo. Vieni di là. Vieni di là, ha detto. No. Rifai il nome. Parla bene, fa sto nome, muoviti. Ma mettiti sta felpa per favore. Tieni la luce per piacere. Non mi capivo, aspetta per demanarte dopo, per umiltà. Francesca. Non è nessuna Francesca qua. A meno che non era una paziente. A meno che non sia stata una paziente, esatto. Chi è Francesca? Chiarisci un po' di più per cortesia. Ma questo è stato palesissimo. Francesca palese. Nasce lui quello? Tutti voi? Sentiamo, to. Non sei pronta? Chiuditi davanti. No, sono a posto. Ok. Mauri, tutto ok? Orp, mi sembra. Sì? Questi sono passi umani, raga. Col cazzo, questi sono passi. Sì. Va bene, tu porta questo in fila. Perché ragazzi? No, prendi il cellulare, io lo sgancio. Prendo il cellulare. Sì, lo sgancio un attimo. Tomasi, vieni qua. Lui tra poco sbuca qualcuno. Sì, ma non qualcuno di entità, intendo io. Comunque i passi di prima io non me li toglierò mai dalla testa, raga. Sono passi di qualcuno con i piedi bagnati. 49%, 36% c'hai. Vabbè, ma adesso tira un altro po' intanto. Sì. Siamo qui ragazzi, a posto. Ne rimane uno. Allora, uno quello che mi ricordo. È sempre uno, è sempre lui. Uno che è rimasto da sola. Non è che è andato a Visto? Quanti? Sono 7 candele. Sono 7 candele, vuol dire che uno è rimasto fuori dal gruppo. Uno, come il personaggio vestito di nero, come il fatto che voleva lasciarci uno da solo. Visto? Ritorna sempre uno. Alla fine dei conti, comunque, come dire. È sempre uno. Non discriminazione. È la data? Giuro, non mi piace niente. Non mi piace niente. Ragazzi, siamo stati noi a sbattere un attimo, È la porta della sedia, ok. Macchia, che casino che facciamo? È normale, ci stiamo guardando le spalle. Cioè, raga, voi dovete capire che voi adesso qui vedete luce,
perché noi non possiamo tenere la live, ok, al buio, ma se noi spegniamo tutto, voi vedete quello che vediamo noi, il buio Sì, cosmico. ma c'è da dire anche che se io conosco il posto come le mie tasche, ti vengo da dietro, ti tiro una sprangata in testa, t'ammazzo e ti lascio. Cosa ti ho detto io all'inizio? È anche vero che se lui è uno e conosce il posto, ci Può aver, frega. esatto, può aver chiamato, anche se sono in 4, può aver chiamato gli altri poi. Fotte, si fotte. Punto. Metti caso che siamo partiti. Esatto. Partirà, diciamo, un bel combattimento. Vabbè, qui ci pestiamo, finisce proprio mano in faccia qua, Sì, qua sì. Non solo, fidati. Il calcolo ritorna sempre l'uno. Partiamo con la Non ci sono candele di altri colori. Sai cosa? Che c'è? Ho capito, però il peperoncino è anche difesa, Sì, ma l'ho dimenticato. Che cazzo? Rompo un dente, prendi il dentino, usi come difesa. Io penso che una volta che ci sia la paura di mezzo, pesti finché vuoi. Hai l'adrenalina Guardate che ho acceso. Ok, vai. Raga, iniziamo. Ma sotto paura. Ieri si hanno preparato il caffè. Avete preparato il caffè siffatti. Qui sono già 4 caffè da preparare, raga, Ecco. No, 4 più 7. Vabbè, loro 7 si arrangiano. Si arrangiano. Allora, più volte hai detto giù. Ora siamo giù. Cosa c'è giù? Ce lo puoi spiegare? Vorremmo tanto saperlo. Sì. Ma che cazzo? Il punto lì? No, mi sto preparando. Sì, loro si stanno preparando. Cos'è? Succede? Dio, cos'è la cosa? Ma da che non si vede? Non ho capito. No, non c'è. Cosa c'è? A meno che non cercare perché ti c'era uscito stesso la pisciata. Prova ad andare vicino alle candele che non siano di disegni. Nessuno si vede. Brava Carmensita. Carmensita devi fare una mocca più grande. Ma c'è. Beh, andiamo avanti con la live della corbetta, ragazzi. Andiamo avanti qua. Ciao Nunzia. Allora, Anima, ci sei? Perfetto. Volevi che venissimo giù. Ora siamo arrivati. Puoi... Sono qui. Sono qui, perfetto, sei qui. Cosa è Benissimo. stato fatto qui in questa stanza, Anima? Ci sono delle candele. È stato fatto un rito? È stato aperto il portale? Sì. Sì. Chi è uscito da questo portale? Ti conviene dircelo tu perché sennò lo scopriamo da Mauri tra poco. Giusto? Oh, non te ne vai in trans tu adesso di nuovo, A posto? Ah, perfetto. Buona, buona. Siamo a posto. Cosa urli? Perché sono messe così? Le candele? Cazzo sta? Mi sono Le candele? Ma voi come
Meglio non toccarla e lasciarla lì sicura. Allora, le catene sono messe con verità. Ci sei con verità? Thomas? Non ho Sono capito. messe a forma di una croce con il mazzo della legge curva. Hai capito? Aspetta, Moira. Aspetta un attimo. Uno sta per... Brava. Sta buono, tranquillo. Ha detto brava. Sì, ma che sia buono, tranquillo, perché ho già capito la sua intenzione. No, lei ha già visto, ha detto qualcosa di me prima. Dillo bene. Mamma che due palle. No, è meglio che parli in italiano per cortesia. Così non ti capiamo niente. Madonna mia, mi sono stordita l'orecchia, giuro. Mi sono stordita l'orecchia da sola. Sento un brivido alla schiena. Qua. Infatti ho la schiena ghiacciata, vero? Provate a sentire. Ho la schiena ghiacciata. Ragazzi, ci addentriamo fra un'ora e 40 minuti, sono le 3. Cosa hai detto? Oh, 12. Sono persone? Qui. sono 12 qua. 12 erano qua. 7 facevano il rito. Gli altri? Gli altri erano attorno. 2 vittime sacrificali. E non siamo noi, Già. quindi non c'entriamo. Domanda. Sono stati sepolti. Sono stati sepolti anime. La terra, cazzo! Oh, scusa. Quando siamo usciti dietro... Abbiamo visto i sacchi di terra. No, 2 secchi riempiti di terra fresca, perché era ancora fredda. Sì, come fredda, come posso dire, terra scavata. Troppo eco, aspettate che stiamo ragionando su una cosa. Su, E non è simpatica. quando tu e Mauri eravate dentro, Sì? io sono uscito perché ho sentito dei rumori. Corvetta mi ha seguito e io e lei girando abbiamo visto due bidoni gialli, ok? Pieni di terra. Tipo appena raccolta? Fresca era. Come se io adesso Comunque vado... io qua ho mal di testa qui. Puoi farmi vedere qualcos'altro? Ma era come se io adesso vado fuori con la palla, Sì, sì, riempio il sì. secchio e te lo poso lì. E allora Valeria alle 3 è l'orario clou per l'oscuro. E siamo in un ex manicomio, ma lo sapevamo che andavamo incontro a cose, cioè ci eravamo già preavvisati. Non lo so perché le anime non detto. Puoi scrivere? No. Ok. Ehi. Ehi cosa? Sedà. È già seduta. Sedà. Tipo, siediti. Obbedire. No, obbedire cosa? Piano. Parla bene, cavoli. Parla bene.
Sette mi ha fatto perdito. Mi rimangono 5. 7 Due sacrificali. è un numero per tante cose, 7. 2 sacrificali e gli altri 3. Dove sono gli altri 3? Scappati. Ma io non lo metti scappare. Sì. Gli altri 3 dove sono? Sono scappati? Sì. Ah, sono scappati? Vivono 3. Ha detto vivono 3. Oh, io non volevo programmare. Ha detto vivono 3. Chi lo so io? Sì, lo so io. Sì, lo so. Aspetta, prova a tirare fuori il quaderno. Oddio, ricominciamo col quaderno. Voglio capirci di più. Hai presente i vasi che dicevamo? No, ma ogni tanto potete vai a pigliare quella sedia che c'è di là. Hai idea La dei mettiamo vasi? seduta lì. La mettiamo seduta lì. I vasi, quelli che diciamo noi. Vieni. Prendi la sedia. No, finisci lo scopo. Sì, rimaniamo qui noi tranquilli. Hai presente i vasi? C'entra con quello che ci ho capito cosa? Sto capendo. È troppo complessa sta cosa. Cazzo di rituale hanno fatto. Ma con le candele bianche. Perché con le candele bianche un rituale dove tu cerchi di fare delle vittime? Sacrifica. Io non mi siedo lì da sola comunque, e uno si mette dietro perché. O vengo io che... Vado io o vengo? Chiudere il cuore. Che preferisce? Uno dei due, o vado io o vengo te, decidi. Ok, va. Allora, pronti? Vai. Allora, sono scappati gli altri 3. Sì. Tranne lei. Lei chi? Adele qui? È qui Adele? Posso provare a fare io dopo la domanda? Lei è? Scrivi l'ultima parola, non abbiamo capito. Comunque, ok. Chi l'ha liberata? Loro. Loro chi? Loro chi? Rispondi. Rispondi chi? Ha detto dalla prossima. Chi l'ha liberata? Ricky, ok. E in questa stanza serve qualche rito? Sì, ok. Calma, chiaro? Ciao, buono. Basta. Ho detto basta, stop. Posso fargli una domanda? Cosa c'è nel pressante di terra?
Posizione esatta in terra. Avanti. Resti. Delle persone certificate? Sì. Io non volevo. Non volevi cosa? Non volevi cosa? Cosa? Chiudi, ha detto. Perché dobbiamo chiudere? Lei vede. Ok, lei vede. Una domanda. Lei vuole andare alla luce? Non capisci? Io capisco. No, aspetta, non sto capendo niente qua, non sto capendo niente qua. Anzi, lei vuole andare alla luce per quello che chiedo? Dimmi. Ok, lei vede d'accordo, ma vuole andare alla luce? No? Capito? Sì. Mayra, posso fare una domanda? La persona che abbiamo visto nel Maurizio incappucciata, che fine ha fatto? Dov'è la persona incappucciata? Qui. Si vede nel buio? È umana la persona incappucciata? Sì. Paura lui, ha paura di noi. Ed è qui. Arriveranno gli altri? Arriveranno gli altri? Non so. Lo strano, dovresti saperlo. Vuole colpirci al buio? Paura. Hai paura di questa persona? Lei piange. Lei piange? Sì, arrivo, sì, aiuto. Vuoi che Mauro prova ad andare a lei alla luce? Rispondi, perché così sarebbe in pace. Lei piange, ok? Come? Corvetta. Ok. Allora, ripeto, vuoi che Mauri la manda verso la luce? Che la guida? Sì o no? No. Ma non può restare qua lei. No, deve andare. Lascia che Mauri la guidi. No, io non ho questo risposto, ha detto. Qual è il suo vero nome? Non mi quadra a me. Lei piange. Sì, ma non mi quadra una cosa. No, lei piange. Ah, lei? Allora mi dico aspetta. Allora, fai, adesso Corvetta si interrompe un attimo. Ok, resta qui. Con me. Ma no, Bianca, io lo fermo per un attimo. Lei non deve restare qui, solo perché tu dici. No, Corvetta non sta qui. Lei mi dà voce, non c'entra niente, lei viene via con noi dopo. Però, Mayra, non mi quadrano le cose. No, lui dice che vuole che Corvetta sia qui. Quello no, ma... Lei esce un attimo adesso, esce. Ho detto che esce, molla. Non mi fare incavolare. Oh, ho detto basta.
Adesso Corbetta la faccio venire verso di me, tu puoi capire, io lo sai. È inutile che provi il corpo con me non funziona. Chiaro? Sai cosa fai? Come girate? Girati. Corbetta, pissalo. Corbetta, pissalo. Zitto lì. Ok? E tu? Buona. Guardare bene. Grazie. Posso tirarmi? Sì. Ok, adesso metto un po' uno scrivo perché sennò... Dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Mi colpo di qua. È qua la penna. No, non per scrivere. Sto Corbetta. Sta buono. Cosa è successo, Mario? Posso commuovere? Ah, mi hai fatto commuovere. No, aspetta che... Allora Corbetta, Ok. tranquillizzate. Sì, raga, tutto bene. Io non so neanche perché sto piangendo. Non se lo ricorda lei? Sta buona. No, scusate, è temporale che la Corbetta non vi va molto d'accordo. Mauri, vuoi provare a sederti tu un attimo là? Visto che manca ancora un po', vuoi provare tu a sederti? Ok. Prova. Vuoi che vada io a casa tua? Vediamo cosa fa. Vuoi la penna? Ah, ok. E adesso c'è un Vediamo questo riposo invece adesso. Dei figli. Non sono padre ancora. Dei figli. Non per più. No, Antonio. Antonio, io ho sempre gli occhi chiusi quando succede questo. Ha detto quasi vengo. Ragazzi, mi fa paura. Vorrei vedere. Quella sedia lì, la sedia che abbiamo trovato di là, prima non c'era quando eravamo giù, quando siamo arrivati. Perché hai lasciato la sedia lì? Sei stato tu? No, ha detto no. Non è stato Quello che tu. lei ha scritto. Della domanda che è stata fatta. Hai visto Mario? No. Sembra che sia passato poco. No, ma non persona. Cosa? Sì. Vuol salire Tommy, avvisa Corbetta che vuol salire Tommy. Corbetta? Corbetta? Vuol salire Tommy. Chi è che vuole salire? Tommy, è Dark è giù. Vai, fallo salire. Avevo capito un'altra persona, mi è venuto male. E Dark è giù. Ok. Se la vuole su, di più, insomma. Non so Io- se riesce a salire. Ah. Aspetta, Tommy, quello che è venuto una volta. Cerca quel check. Ma tu puoi anche uscire, gli hanno detto. Cosa Hanno c'è detto qua? a quel check, non lo so, leggi il rullo perché c'è scritto. Ok. Devi aspetta. fare la presa sotto qua. Vedi? Ah, ok. Cos'è quel check? Fammi un kebab. Guarda, visto che adesso verrai bloccato e tanto tempo per fartelo da solo il kebab, te lo puoi anche mettere nel culo. Magari portacene uno qua, che ti mettiamo qua in mezzo. No, Mauri, se ce lo porta qua un kebab, noi lo mangiamo. No. Tommy,
Santo Dio, ma ha messo fuori il check che poteva portarci kebab qua. Almeno mangiavamo. Lei piange come corbetta. Ah, io sto piangendo, ok. Ci è andata male, ragazzi, niente kebab. Finito. Vabbè. Non mi sono ok. Tu lo sai cosa hai fatto, vero? Quindi stava tagliando. Hai capito? Lo sai cosa hai fatto? Tu hai messo fuori il check e ci portava i cosi, kebab, scusa, eh. Ah, scusate. Le domande che io chiedo di quella persona ha risposto una volta sola, Sì, sono degli altri, è vero. però tu riesci a leggere quello che stai scritto prima quando inizi Sì. vengono oggi? No, non so. No, non vengono oggi. Però pensa quello che è. Non so cosa. Non ha paura. E non si può verificare. Ecco. Hai capito? Ciao Luciana, cos'è successo? Non vuole che vada alla luce. Non vuole, c'è una dere qua. Ok, E non vuole che vada alla luce. ok. E in teoria tu dovresti restare qui con lui. Anche tu, perché tu lo ok. fai parlare. Tutti insieme amorevolmente. No, ma tu non puoi stare qui in realtà. Esatto, figurati. Guarda, sto qui tutta la vita, vivo qui. Ah, ok, no. Non è da tanto che va. Va bene, ok. Sì, sì, nessun problema. Ok, Dark, tranquilla tesoro, ho letto. Mamma, senti che apre la ciappa in tutta dopo. Beh, avanti domani mattina finirà. Comunque è vero, ha deviato delle tue risposte. Sì? Raga, arriviamo subito. Cosa è successo? Senti un attimo. Sedete un attimo. Mauri, corretta un attimo. Raga, è rimasto un riflesso strano. Ok. Cosa? Uscire. Ah, ho capito. Ah, guarda qua. Giusto? Sì. Proprio lei. Oh! Che cazzo, mi basta con la chiamata. Sì, ma questa. La stessa di cosa adesso? Fare non poteva più fare. Esatto, perché è stata vista. Segnalata. Raga, arriviamo subito. Momento spuntino. No, guarda, io non No, so come? se ho un fuoco dentro che mi sta per uscire, un vulcano. Hai visto anche il Mauri? Thomas? E c'è qua. Ti rimando. No, perché senza parole, vero? No, è assurdo. Abbiamo andati, Non ho capito bene cosa sia stato, ma... Ma stiamo scherzando? Ma secondo me non sembrava vivo, però.
Ma stiamo scherzando? Allora, visto che c'è ancora un po' di batteria, volete mettervi un attimo e dirlo? Ma io lo direi Mauri a sto punto. Potete usare la live, non c'è Qua? Vieni qua Mauri. Tanto Thomas rimane qui, quindi io non ho paura. Mauri. No, devi farlo tu con me perché anche tu ci sei dentro con me. Abbiamo perso la cosa, però abbiamo perso la faccia. Ah, ok, li metti in Allora ragazzoli, interrompiamo un attimo. ma siccome che io e Mauri ci riteniamo persone serie, no? Quanto abbiamo speso dei biglietti Mauri? 100 euro a testa. 108, no? Sì. Ecco. Abbiamo dovuto chiedere il rimborso perché alla fine State fermi perché sennò vi continuo a sfocare. alla fine non ci rimborsava Trenitalia del tutto per quel viaggio lì che ci hanno mandato a monte, dicendo cosa Mauri? Non potevo perché era stato Alza la voce perché non credo che l'abbiamo sentito con la pioggia, ripeti un po' Ho avuto l'alta una voce. segnalazione, quindi non poteva più fare live. Sì, ma secondo me... Siccome che questo è il mio telefono delle indagini, giusto quello che Quello è il ho problema. tutti voi, no? Pubblico. A me stanno alquanto girando le ovaie e c'è il motivo. Appunto. Tesoro, attenzione bene, ok? Verusca, Non si... no, non c'era si il legge riflesso, perché c'è il riflesso. Quindi... Non si legge perché c'è il riflesso. Comunque, Però comunque, Verusca, Mauro torna qui, Mauro per cortesia. Tesoro, dopo ti chiamo, mi hanno chiamato dalla comunità che gli hanno segnalato che le mie live non posso più farne. Avvisa Mauri. aspetta, una segnalazione. Eh sì, è in live con un altro. Allora, io adesso apro la galleria delle Appena foto, arrivata segnalazione da una perché io non sono follower. pazza, gliel'ho data anche a Mauri. Dove è la segnalazione sperimentale? A sì, me è in live questa, con un altro. a me questa sembra una persona che sta facendo la live Aspetta, al Si vede una cimitero. mazza. Vabbè. scusa. Ecco qua, raga. Cioè, noi abbiamo perso quasi 30 euro di biglietto, una parte, cioè di 108, ne ha persi 30. Guarda, vieni qua E subito. poi, Leggi il penultimo messaggio. porco Giuda benedetta. Boom, boom, boom. Indovina che aveva Ecco ragione. con chi è, l'avevamo detto. Siamo tre fottuti geni. Anche tu ci eri arrivato? Anche tu ci eri arrivato? Io ho capito stamattina, solo stamattina mi ha detto Ok. preparati che Cosa ti ho detto io ieri? Secondo me c'entra lei. Secondo me non so. Basta, riprendiamo con l'indagine e poi si ferma il discorso. Questa è la serietà delle persone. Punto. Anche perché ragazzi, cioè, dovete capire che quando noi decidiamo di fare questo, ok? Decidiamo di mettere la nostra faccia davanti ad una cam e davanti a 100, 200, 300 persone. Quante ci seguono, ok? Vieni qui a destra, così ti si vede. Noi decidiamo di metterci la faccia, quindi qualsiasi cosa succeda, come in questo caso l'annullamento di una cosa importante, ok? Chi ci ha rimesso la faccia? Non di certo io e Mauri, assolutamente. Perfetto, però stavate per fare una figura un po' del cavolo, ok? Invece chi ama questo lavoro, questa passione, non un lavoro, ok? Cerca di fare di tutto per recuperare. E stasera, nonostante tutto, entrambi sono qui. Esatto. Quindi chi ha cercato di sabotarli, di fargli fare un po' una figura del cazzo, ok? È la stessa persona che la sta facendo in questo momento. Perché loro la faccia l'hanno comunque messa, ragazzi. Io chiudo qui il discorso. Io spero Mauri di fermarmi un attimo perché sono come una mina vagante adesso, sul serio. Credimi. Cos'è Ciao Paranormal Rabbit. Vai a vedere un attimo. Dai, è bloccato. Infatti. Quindi raga, cioè, noi, ok, io di 24 anni, loro di molti più anni, ci stiamo tutti, e vabbè, è vero, e Thomas di meno.
Ci stiamo tutti e 4 mettendo la faccia in quello che facciamo, Non usiamo filtri, non usiamo niente di queste cose qui. Io sto respirando, Quindi state attenti. ma Perché non Non va so bene delle due questa può venire cosa, qua. raga. Non va per niente bene. Ci siamo capiti? scusa? Aspettate che mi abbasso un po' perché sennò col cazzo che si vedono questi 4. Non importa, raga, se una persona... Allora, nella mia live non si fanno nomi di altri, ma vabbè. Non importa se quella persona è entrata solo per salutare, è salita in live o altre cose. Non importa. Stato fa che a loro è stata annullata una live con una scusa, ok? E loro ci hanno rimesso la faccia con questo, sti cazzi. Cioè, raga... Ed ora questa stessa persona che non dovrebbe più fare le live per determinati motivi la sta facendo. Mamma mia. Mentre Moira e Mauri ieri si sono fatti il culo triplo per cercare di salvarsi e stasera, ripeto, sono qui. Quindi Roba state che ben poi- attenti. E mi sono fatta 4 ore di viaggio lo stesso io treno da Verona a lei. State ben attenti. Perché Riconducendo un attimo al discorso tuo di prima, noi la faccia la stiamo mettendo. detta schiettamente, i 4 stronzi che rischiano una sprangata in testa sono noi. Esatto. Detta schiettamente. Vediamo le parole perché è interessante. Ma perché sono stati bloccati Paranormal Rabbit? Non lo so. Che sono? Cosa hanno scritto? No, raga, sbloccateli. Non lo so che cosa hanno scritto. No, allora io non so come si fa. Sbloccate pure il Paranormal Rabbit, ragazzi. Anche perché comunque Andrea lo conosco, quindi sbloccate pure. Sì, lo so chi è. Sbloccateli pure, Ho tranquilli. compreso spazi. So chi è Andrea. È meglio che non vedete la Moira incazzata. Siamo anche saliti nera in live perché- insieme sul profilo del corpo, quindi Che roba. Un attimo solo che sto mettendo via un telefono. Andrea vai tranquillo, adesso ti Sono- sblocchiamo. Sono alquanto incacchiata. Vabbè. Lasciamo perdere. Sì, tranquillo Andrea, adesso vi sblocchiamo. Tra un po' finito il rosso e ti spolisci. Ma adesso guarda, tra io un po' apri sono- tu perché ce l'ho al 14. Sono alquanto... Mi sa che li hanno già sbloccati, sai? come si chiamano? Eccoli qua, Paranormal Rabbit. Ok, siete sbloccati, tranquilli. Sì. Li ho sbloccato io, a posto. Tranquillo Andrea. Io mi metto comodo intanto. Prego tesoro. Sì, tanto siamo alti uguali. Niente, comunque raga, possiamo riprendere, detto questo, perché intanto noi la nostra bella figura la stiamo facendo. Ma sia È chiaro. meglio che non mi vedano la faccia adesso che ho io. No, aspetta, non ho capito questo. Veramente. Sì, che sta spiegando cosa Ah, ok. è successo. Esatto, raga. Grazie a chi dona, bravissimi. Oh, c'è il telefono, guarda, continua a non mettere a fuoco. Comunque prima ti abbiamo fatto sedere e rialzare perché la tua ombra era in ritardo sul tuo movimento effettivo. Tu ti sei alzato e ti sei messo qui e la tua ombra era ancora seduta. Sì, l'abbiamo visto io e Mauri. È filmato comunque. Sfoca da solo il cellulare. Sì, ragazzi. Noi non lo stiamo toccando. Boh, ma è strana la storia dell'ombra. Comunque adesso il mio telefono si sta spegnendo, ok? Quindi fra pochi secondi ci colleghiamo tutti. Grazie dei doni. Ci colleghiamo tutti Con Mauri. da Mauri Paranormal. Mi raccomando, tutti di lì. Adesso con calma apriamo di lì. Appena Grazie, Graham. L'ultimo girone, poi... Esatto. fino a domani mattina. Sì. In teoria sono le 2. No, è lui. Ma che bella bianca. Bella questa. Che sembra un'altra roba. Sei da metterti. Oh! Che Eh? sera.
rifiuta. Da mettere tutto. Esatto, così tranquillizziamo Pizzo? tutti che Mauri sta bene, non sta male. No, Mauro sta bene. No, perché sono tutti preoccupati perché non lo sentivano parlare, capito? No, c'è ragazzi. Vuoi un porta? Ah, ok. Se no ho un portacandele nell'hotel. Sì, guarda, non mette più a fuoco. Signore Santa. Guarda! Ma scusami un attimo, anche se è sfoccato, Ecco, ma... adesso lo fa. Oh, ok, ora si vede. Che mi sembra che... Sì, così tutti. Vai, puoi andare. Adesso raga si prepara, così sono finite le tiritere di dov'è Mauri, come sta Mauri? Perché Mauri non parla? Adesso facevamo sedute sotto no? Così vedete che non lo abbiamo maltrattato. Maltrattato, mi ha fatto fare la maratona. Che a momenti mi rivolto per terra. Ha maltrattato te però. Oh già, sono bullizzato. Vai Mauri, quando sei pronto io spengo qui. No, veramente te non hai visto la scena. Quando mi è partito Sì, no, ma ragazzi, ma voi che vi siete preoccupati di me, assolutamente. Infatti domani farò anche un post di ringraziamenti a tutti, come ho sempre fatto. Ma io parlavo proprio di quelli che hanno attaccato i moderatori solo per sapere di Mauri. Tranquilla Vincenza, ho visto che hai chiesto anche di me. Ok, il tuo. ci sei? Bene ragazzi, tutti da Mauri Paranormal, ci vediamo. Ma datemi un paio di cucciolate, va. Grazie Dark, grazie a tutti. Spero Mauro è pronto. Vai. 4.4k di spettatori. Ho la nausea. Sì. Dico io scusa, Ok. sai. È accesa quella di quel canale? Sì, Mauro. Leggere. Intanto vi abbiamo andati tutti di là. Minchia il San Siro. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Hola. Sì, ma sta andando, ma sta zitto. Sono tutti quelli che mi scrivono sti cazzo di messaggi qua. Bene. Collaborazioni sul libro per non scavalcare loro nel suo zitto o cerco di studiare Rimanere, ah? ho detto rimanere. Cosa vuol dire? Praticamente qui c'è l'entità di Adele, in questa stanza hanno fatto un rituale, da quanto viene capito, sacrificale. E Thomas sicuramente hanno trovato dei sacchi di terra giusto? Esatto, Esatto. cioè dei bidoni pieni di terra appena scavata. Ok. E da quello che è uscito, da quello che è scritto Corbetta, ci dovrebbero essere dei resti dentro. Perfetto. Buono. Ok, bene, sei qui. Sei sulla serie? Se dice qualcosa. Cino. Più vicino. Vuole che vai più Più vicino, Mauro. vicino. Vuoi che vieni vicino? Sì. Vuoi che vengo vicino a te? Spero di sì, Mauro. Devo venire qui?
Prima dice qualcosa. Dimmi Guarda se che mi devo avvicinare. Funziona. Una domanda si fa. Sì, funziona. Come funziona? Come parlare con me, possiamo parlare o col calcolatore o col dito. Come preferisci? L'energia della candela. Funzione. Attenzione. A cosa? Ma con una penso che Ma io metto sotto carica il telefono. A cosa? Attenzione a cosa? To. un fatto che non potrebbe essere. Oppure il fatto della storia fatto me ne sono vedendo. Perché tu hai appena detto che sono quasi le 3. Tipo come ti ho detto A fatto. che fatto ti riferisci? Sto nascondendo. Mi sto nascondendo. Mi sto nascondendo. Cioè, guarda. Da cosa? Ha detto, adesso metto ascolto, ma ha detto mi sto Da nascondendo. cosa che ti nascondi? Posso metterla qua questa? Sì, tanto è solo il coso lì che va. Lì. Sto nascondendo, dici. Di che hai paura? Di che hai paura? Vediamo cosa dice Noti. Comunque è la cassettina vicino a te. Ok. Ma Quando? Punto di domanda. Mi dicono tu? Rispondi alle mie domande. Scusate io le cose, c'è un sassi. Adesso vediamo lei. però Aspetta. Rispondi alle mie domande. Hai detto quando? E prima mi sto nascondendo. Per quale motivo? Volo. diavolo. 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 Guardate il volo. Diavolo. Sì, sì, diavolo. Adesso sto ascoltando. Diavolo, che ha detto il fattore della Mauri. Per il rituale. Vuoi che ti aiuto con il rituale? A chiuderlo? Meno male che c'è qualcuno che mi batte la Non avevamo dubbi. Non mi complimento. Tente. Divertente, io ho riso. Guarda, ma Voglio fare il riso? Ma aspetta, bisogna magari divertente può essere come per dire. Sarà divertente chiuderlo insieme. Esatto, cioè come per dire. Lo fate voi, io no. Presa in giro. Allora che passo? Lo fate voi, ma io no. Allora che passo non andare, sono per Anche perché c'è tanto eco per bere. Sei vicino alla porta. Entra. Mettiti con il
vicino. Ecco, bravo, fallo parlare. Posso parlare? Guarda che puoi parlare. No, non posso parlare, quando dice. Non posso parlare. Non so cosa intenda, però dice. Perché te lo chiedo? Perché non puoi? È lui che invita di parlare. Perché non puoi? Vuoi che mi avvicino? Va. Acqua. Vuoi un po' d'acqua? Hai bisogno di bere? Hai bisogno di bere? Stalò. Non vuole che sia. Non vuole che sia appunto per l'altro lato. Non vuole che questo sia vicino. No, Angolato. il crocifisso. Strangolato. Chi è stato strangolato? Leonardo? Ivan? Chi di tutti quelli che hai detto? Tiziano. Dimmi un nome. Prima che metti il nome. Prima gli ha iniziato a dire dei nomi, sì. Dimmi un nome di chi è stato strangolato qui. È vero? Sto guardando. Vuoi toccare quello strumento? Tocca. Se non puoi parlare, fallo io la fenda rossa. Useremo un altro modo per intervenire. E per questo non puoi parlare. Punto la terra, se è per questo. Fallo scivolare. Vicino. Mi vieni vicino, vuole che ti avvicini, Mauri. Vuole che vai là. Anche la seconda volta ti dice è vicino. Cosa io no? Ok? Adesso vedo vicino, Vedo vicino a te. E questo? Per comunicare così. Dimmi qualcosa. Beh. Dove?
È una domanda. Profumo di rosa. Non senti l'odore di questo, vero? Non senti l'odore di questo? Di rosa? Di rosa. Sì, credo che è quello. No, infatti. C'è una figura femminile che sta cercando di entrare dalla porta e non ci riesce. È da un pezzo che è lì che tontona, che fa così. Ok, faccio un nome libro rosso, Avvocato. Soffocato. libro rosso, libro rosso. Fanno entrare tutti i giorni. Sì. Chi è stato soffocato? Dimmi chi è stato soffocato. Amico. Non è che qui stanno Non è che uno di quelli sopra La setta. degli orbs di sopra, ma sono amici. potrebbe essere uno degli orbs che era di sopra, che continuavamo a riprendere. Amico, chi intendi da amico? Uno dei ragazzi? Saltellante. Bello. Saltellante. E infatti prima di sopra gli orbs continuavano ad andare di qua e di là. È vero. Gli occhi saltellavano. Puoi dirmi qualcosa tramite il re? Voi era fuori. Tramite il re. Cattivo. Cattivo. Cattivo? Cattivo ha detto. Ma perché quel cattivo, Mauro? Non capisco. Caldo. 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 Caldo o cattivo? Potrebbe essere. Fammi capire. Invece no. C'è qualcosa che può. No, quello non è uscito. Cosa? Questo è lui. Cosa è uscito? Signore! È uscito? Che belle di notte, a dissimulare, bella di notte. Ah! Perché non possiamo dire Ce parole l'hai con questa donna che è davanti, che vede dalla porta, che non fai entrare. alla faccia. Torna subito. Sì, sì, sì. Torna subito. Perdere conoscenza. Perdere conoscenza? Hai detto che è stato soffocato. Perché adesso questa donna dovrebbe perdere conoscenza? Umberto, ti ha dato un nome. Umberto, sei soffocato. Umberto ce n'è un altro. E questa donna che sei? Umberto. Considera che deve arrivare a fare 12 nomi. Uomo. Mauri, Puoi Giocare. vuoi giocare? Va bene, Stai già giochiamo. giocando. Giochiamo. Tu stai già giocando, signore. Giochiamo. Mauri, quali sono i nomi che ha fatto? Piano. Umberto, va bene? Giochiamo allora. Siamo qua. Come vuoi giocare? In che modo vuoi giocare? Quindi Umberto è stato soffocato? Sì, Mauri, guarda. Risposta immediata. Sì.
Ha detto sì. Da chi? Da chi? Giù. Sono andata a vedere lì, no? Sì. Tutto laggiù. Laggiù. Nei sotterranei? Giù nei sotterranei? Lo. Tavolo. Tavolo. Tavolo operatorio magari. No, che tavolo che dice? Tavolo è quello. Tavolo. Nato. Condannato. Tavolo Tavolo condannato. condannato. Elettroshock. Vero? Siamo in un manicomio. Ha detto che c'era l'elettroshock quando quella foto Tavolo scritta. condannato. Elettroshock. C'era l'elettroshock? Sì. L'ha Sì. scritto. L'ha scritto. Voglio che tu vada. Voglio che tu vada. Un Dove? signore. Dimmi dove. È quella stanza dove c'era il buco, prima? Dove mi avete fatto vedere? Non parlate qua sopra. Sì. Ciao, sì. E lì? Detto. Cos'è? Detto. Le ho detto. Mi ho detto. Chi c'era lì? Chi c'era lì? Camino. C'è un camino secondo te qua? Camino? Ha detto camino. Sapete se ci potrebbe essere un camino? No, il manicomio non credo. Sembrerebbe di no. No, non ne ho visti. Ha detto camino. Tu mi guideresti? Dove c'è questo camino? Prima abbiamo visto. Mauri, puoi mettere il tuo moderatrice, ti serve? Aspetta che entri. Sono perso. Mi sono perso. Ah, questa l'hai capita Non è bene. vero. Vai, sono entrata. Non è vero che ti sei perso. Aspetta, ti scrivo. È già lavorato. Vai. Ho usato io il piede. Oddio, sento odore di cane. Avete presente quando il pelo del cane è sporco, tipo da Sì. pioggia? Ma ora sento odore di pelo di cane sporco. Può essere un cane magari a casa. Deve sicuro.
Nudo rosso, nudo rosso. Dimmi se mi stai ingannando. Esci. Mi ha fatto Ti uscire. hai fatto chiudere il libro, sì. Dice te. Stai ingannando. Posso. Non posso. Ecco perché ti ha fatto uscire. Allora forse non mi metto. Oddio. Vi va di camminare? Dove vuoi andare? Arrivo. Aspetta. Dimmi dove vuoi andare. Questo qua è quello che me lo dici. Cosa c'è per il numero 12? Il numero 12 cosa c'è? Di qui. Vieni qui, devi tornare lì. Quello ecco, che fa la connessione è candela. Guarda come va, ragazzi, guardate come va la fiamma verso la sua mano. Ah, è vero, impressionante. Che capiamo? Io no. Si è sentito da fuori. Ho sentito guardare di 4 minuti. Vuoi darmi la mano? Vuoi toccare? Sì, sono qui. Ricarica la domanda, no? Vediamo se ti risponde. Perché vuoi che vengo lì? Tenuto. Detenuto. 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 Poi prima aveva detto prigioni, raga. Quindi sei un paziente del detenuto. Sei tu quello che è stato soffocato, Umberto. Sto parlando con te. E conosci Adele? Cura. Ho paura. La Di ricordo. cosa? Guarda. Di cosa? Di cosa?
Mauri, ecco un altro nome, Linda. Linda. Sì, guarda. Sì, Linda. Linda. Sono più di 12 minuti per ora. No, 12 minuti. Ci siamo. Allora, Qua ce ne sono scritti 8. No. Abbiamo detto 8. 9, 10, 11, 12 con Linda. Mauri sono 12 con Linda. Sono 12 con Linda i nomi. Però noi non sbilanciarsi perché prima tu avevi detto che 12 della setta, dei quali 7 che tenevano la candela e hanno fatto il rituale, 2 sacrificali, totale 9. Uno che ha paura di noi e 2 che sono scappati. Esatto. E lì c'è Anna che viene ripetuta 2 volte e Luca e un altro nome che sembra Luca ma non si riesce a capire la parte finale. Proprio per capire se lui era detenuto o quello che è stato soffocato. O quello che ha soffocato. Può essere dici? Può essere. Più che altro un po' incasinante. Perché prima si attacca al numero 12, poi si attacca al numero 1 e poi 12 di nuovo. Se la fissa col 12, con l'1, col 2, o con l'assemblea, o con 2 e 12. Esatto, ce l'ha su con loro. Perché scusami, 1, quello che fa il rito da solo. 2, le vittime sacrificali. 12, le persone che fanno il rito. dei quali 7 hanno fatto il rito, 2 sono state sacrificate, una è quella che viene ricorso di lui e 2 scappate. 12. Totali 9 nomi su tutti, 9 nomi del rituale. Guarda che sta andando Mauri. 7 candela, Solo che cioè, non sta 2 dicendo niente. vittime. 2 vittime, è vero. Torna. Perché hai contato sul 9, no? Sì. Anna si è ripetuta 2 volte. C'è tutto tuo. Anna, per esempio, si è ripetuta 2 volte. Luca quando ha provato a scriverlo la seconda volta l'hai scritto. Piccolo. Eccolo qui. Pericolo Mauri ha detto. Non è che... Pericolo di cosa? Finestra. Finestra Mauri. No, potrebbe essere quella là che se la porta. Però, No, so. prima lui o lei ha detto che c'era una donna là che non riusciva a entrare. Qui? Qui? Probabile. Non è probabile. Non è probabile. Infatti non sono... È tanto. No, hai fatto... Perché mi faceva male la gamba, Mauri. Chi ha disegnato questo? Chi ha disegnato? Prima sono andata e ho detto qualcosa di... Adesso vediamo,
si dice qualcosa riguardo la porta. Ancora l'odore. Lo senti anche tu di nuovo? Sì, ci devo puzza. Mamma mia. No, io sento puzza di marcio. Esatto. È proprio quello. Ma sì, tutta la frizione. Occhio, mamma, mi va dietro che mazzo. Perché se mai Senti che puzza però. è tremenda. No, mi si è bloccato. Giovane. Giovane. Ha detto giovane. Giovane. Ha detto giovane. Posso fare? Sì, 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 ti vedo. Ci spostiamo? Sono morto. Era aperta. Come, no, vuol sapere come è morto. Come sono morto? Se stiamo alla logica di quello che ha appena detto prima, Mi hanno detto che soffocato. Se è vero. puzza, oddio, continuiamo a dire puzza anche adesso lì. Esatto. La corvetta, il problema è che mi ha appena detto che quella finestra lì prima era aperta. È chiuso lo zaino, Thomas. Che odore senti? Prendi la pila davanti che prendo il cavalletto io. C'è una pila anche in terra. Ascolta, aspettate. Thomas. Oddio, qualcosa mi ha toccato lo zaino. È stato rumore. O era qualcuno, il verso di qualcuno che sta soffocando. Mi hanno toccato lo zaino. Appena appena una roba minima. Sì, c'è una sala, ma sì, infatti. Grazie. Andare via. Andare via. Andare via. Dai, via. Perché sono in pericolo? Perché si avvicina l'orario critico. 2:33. Aspetta. In fondo, guarda. Sono in pericolo da quella persona? Da quella persona? Cosa? Era tutto chiuso lo zaino. Ora ritorna. Per favore ritorna. Dice per favore ritorna. È una farfallina bianca quella lì? È un buon segno allora. Ah sì, tu? Cioè io ve lo dico, la corvetta alla luce buia sembrava un fantasma. Cioè guarda Thomas, vieni a vedere.
Mamma mia. Ma veramente? Corbetta, giuro, sembravi un'entità vedere. No, tipo ora stiamo per la maschera. Se sei riesci a muovere un po' la tenda, Ho sentito venire fuori. Ah, quello della tenda, sì. riesci a muovere la tenda. Scusami un attimo. Giocare. Giocare? Vuoi Sì, giocare? puoi giocare. Muovi un po' la tenda. Niente, vuole giocare? Tocchiamo un po' la tenda. E metti anche il K2 di vicino. Non puoi colorare. Sono tuoi i disegni? Vetro. Sono tuoi i disegni? Cosa c'è scritto Thomas? Se non ti vuoi giocare, muovi un po' la tenda. Adesso posso. Adesso posso. Muovi un po' la tenda. Za. Puzza. No, minaccia. Minaccia? Mm. Chi ti minaccia? No, suona quando c'è qualche allevamento intorno. Vuoi rifarlo? È nel corridoio, sì. Vai, facci strada. Hai sentito? Sì. E questa non era pioggia. Di qui. Sei di qui? Dice se sei di qui. No, non sono di qui. Ti fai risentire? Nato. Condannato? Condannato, bravo. È orecchiata giusta. Dipende condannato. Esatto. Sì. Amore, Ti fai risentire? amore. Mm. Probabile. Ancora? Andiamo a vedere? Vero, raga.
Cazzo L'hai mandato fuori? Ed è strano, non andate avanti fino adesso? Guardate nulla? Si muove il coso? No, La porta. no. Guarda bene, io parlo nel telefono. Tipo l'impronta? No. Io guardo per terra. Cos'è? Cazzo è quella roba? Una macchia. È una macchia di sangue. Serio? Vado a vederne. È lui. Ancora. È cresciuto. Cos'è che ti dice? È cresciuto ancora. Dov'è la macchia di sangue? Cazzo che sono gocce. No, non è sangue. No, sono gocce ragazzi, sono gocce. Vengono da là, sono gocce. No, le sento bene. Comunque può essere tipo... Eh, Cos'è la macchia? un'ombra. Rotonda. Comunque sto filmando tutto, La macchia rotonda. No, non prende ragazzi, sotto mi crasha. A quest'ora sono loro che fanno apposta. Visto che sei lì, fai muovere il filo verso di te. Alzalo. 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 Vederci. Vederci? Arrivederci. Cioè, vuoi proprio che andiamo via? Allora, vediamo. Ma vanto Dio? Non vuole che restiamo. Continua a crescere, è strana sta roba. Dove stanno segnalando? Non cresce? Appunto. No, non c'è nessuno segnalazione. Ah, Ma è strano che lo crescia però così. appunto, fino a poco fa comunque c'è stata corvetta. C'è stata anch'io, non sono mai stata buttata fuori. Stare. 2,43 sì. Che ha detto? Bussare, quindi busserà tra poco. Bussa. 7. Il 7. Esatto. Non è lento, guardate. Aspetta. Alzalo di più. Curvetta. Così lo riprendiamo. Ecco. Tico. Patetico. Chi ce l'ha? Ma rifiniamo l'altro carico. Alzalo di... No, Questo l'ho sentito. Sì, sembra un piccione. mi sta continuando a buttare fuori. Ma perché ti butta fuori? Però la tua live non risulta terminata. No, è come se lui va in pausa. Ah sì. Signora. Signora, Ma smetti di giocare. cioè, gli ha dato della donna. Smettila di giocare ora.
Dai in fondo. Non lo so. Questo lo vedo. Lo vedo da qua. Io sto guardando da qua, Mauri. Com'è? Sto registrando dietro di te. Io ho presentito che vuole che lui vada là. Hai detto che dovevi bussare, fammi sentire. Quella porta là. Fammi sentire il rumore, lo bussa. Per me sì. Za. Scusa, ti ha chiesto scusa. Ora mi dici. Mauri, preparati, Cosa? perché io che sto riprendendo ti dico che il telefono mio che non l'ha fatto finora sta sfocando. No, più che sfocare sembra come se c'ha un velo nero davanti anche se più la torcia E comunque sparata sta al massimo. sfocando tanto anche. Di Orbs neanche l'ombra, però sfoca. Cosa vuole essere vicino in fondo? Sto riprendendo la porta, io là in fondo. Dici quella dritta là in fondo, vero? In fondo. Sto riprendendo dove Thomas, è puntato verso la porta. Tu lo vedi molto? Solo io non lo vedo. Alto. Più alto, vuole che sta in piedi. Occhio Mauri che ti sta tirando di là, là in fondo, alla porta. Aspettate che io ho bisogno di luce perché sennò non riesco a riprenderlo. Se dobbiamo riprendere bisogna avere la luce, altrimenti... Questo è venuto fatto in carta. Sacrificio. Ha detto sacrificio. Sacrificio? Di chi? Di Umberto? Di Umberto? È stato Umberto? Mauri, fai luce là in fondo, perché passi da là in fondo, li abbiamo sentiti benissimo. Il telefono scuoca a colpi, La porta di sinistra, la parte di sinistra si è aperta di Dentro. È dentro. Mauri, occhio. Non ho capito. Fermati, Mauri. Ha detto è dentro. Vai, passi. Sì, perché così gli sto dietro e lo riprendiamo. Vai, attacca. Comunque è dentro, ha detto, quindi è in questa zona. Qui? Sì, vai dentro qua, Mauri. Serpente. Serpente.
Ha detto serpente, Mauri. Eh? Ah sì. Esatto. Cosa significa serpente? È scura, molto scura. Cioè l'altra è più chiara, quella lì è scura scura. Sento qualcosa, Mauri, ma non capisco. Vai pure, Thomas. Prova ad andare nella stanza là, Mauri, quella dopo. Vediamo un po'. Perché cucina? C'era la cucina, sì. Cos'è? Psicoterapeuta. Allora vale la pena di provare a vedere qui. Quello che stavate chiedendo voi prima. Esatto. Fermati qui, Mauri, perché è psicoterapeuta qua. Madonna. Se potessi vivere di nuovo la mia vita. Mauri, cosa sono quelle carte? Così era sempre improntato anche nel video. Racconta un attimo. Guarda qua. Se potessi... Zitto. E ho detto, E ho detto, inquadriamo così, Mauri, restano. se potessi di nuovo vivere la mia vita. Quello dico, ma non ci siamo inquadrare troppo da vicino. È giusto da. Un po' puoi farlo. Aspetta, guarda, non ti arrivi il gambaletto tra i piedi nel. Fammi luce, Mauri, un attimo. Ok. Così resta improntato, Mauri. Esatto. Non ho capito, scusate. Dove sono gli Acqua, avete infatti piove. Guarda di qua. Sì, di qua non piove, però di là piove. Vieni amico Mauri, così. Si sta portando fuori strada. Esatto, devi cercare una cucina, Mauri. Ha detto cucina prima. Se riesci a trovare la cucina è buona. No, perché lui diceva la cucina, ha detto. Mi sa che lo lascio aperto il gancio perché tutte le volte. Cucina. Dove potrebbe essere la cucina? L'abbiamo vista prima. Cosa c'è scritto? No, facciamoglielo vedere che così resta nel video, Thomas. Ossigeno. Sala voce. Abbassa la voce. Abbassa la voce, ha detto. Nessuno sta parlando. Non vuole che parlate. Esatto. Adesso ho sentito un rumore, l'avete sentito? Si ferraglia.
Ho sentito un rumore di ferraglia, ragazzi, e l'ho ripreso anche nel telefonino. Vediamo se comunica qui, Mauri. Proviamo qui. Può darsi che comunica qui ancora di più. No, ma puoi guardare cosa c'è lì? Per favore, poi... È chiusa? È chiusa? Dove non ha? Dove è andato? Esatto. Ma è uno scarrozzino, questo cosa c'è? Tornato. Sei tornato. Effettivamente, Mauri, tu stai tornando indietro. Sì. Sei tornato. Fai luce qui, Thomas, che vediamo anche di qua. Mi ha detto. Lui mi ha detto. Lui mi ha detto. Cosa ti ha detto? Se esci, puoi chiudere dentro me, non resta qui. Vabbè, questo è un bel esperimento. Io sto qua e vi riprendo se per caso chiudo le porte. Thomas, vieni qua con me tu. Puoi chiudere qui. Oh, se si chiude la porta lo riprendo. Tina. Cristina, altro nome. Era Cristina? Cristina. Siamo di qua. Che noi siamo di qua, vediamo se chiude la porta. Non toccate la porta. No, non la tocchiamo proprio, sono qua che la riprendo. Non salta la porta che hai fatto prima. Gatto. Potrebbe essere diffida. Mauri, gatto, potrebbe essere che sta provando a ruffianarti. Sai? Gatto, potrebbe essere che sta provando a ruffianarti. Sì, gatto. C'è scritto gatto dentro, fuori, quindi gatto potrebbe essere che ti fa le moine, che ti ruffiana. Dai. Cioè, Comunque prima ho detto tipo, lui ha visto il video della porta e ha bussato questo. noi di qua non l'abbiamo sentito, Continua che non l'ha ripreso. continua a tirare intorno. Cioè, riprende Mauri, ma quel rumore non è uscito, vero? Non si è sentito bussare. Non lo so. Ah, la prima volta. È chiusa? Bussa prima di entrare. Toc toc. Ma prima ha detto bussare, Minchia, ti giuro che si apre così facilmente. No, è bloccata, Dici Sparta? è bloccata. Cosa sta accadendo? Cosa sta accadendo? Che cosa sta accadendo? Non so. Stiamo facendo un'indagine per comunicare con voi. Pazzesco. Diciassette. Aspetta, Dietro. c'è un gatto. Dov'è? Abbasso l'app, Mauri.
Ma ha fatto Miacola a queste ore perché? Perché vedi che No, può darsi che come hai detto tu, se una mamma con dei piccoli chiama i piccoli. Se una mamma gatta con dei piccoli chiama i piccoli. È bruciato quella roba là. Vediamo. Thomas, mi fai luce qua un attimo. Che cavolo hanno fatto qua? Ok. Buono un attimo. Dov'è? Dov'è? Ma dov'è? Ah, in bagno. Allora è qui che devi stare. E qui la malta cambia ancora. Mi fate luce qui un attimo, per favore. Lo stabile dovrebbe avere tutta la stessa malta. Mauri, puoi venire qui un attimo, così resta nel video. Oh, Thomas, così resta nel video. Vieni qui un attimo. Fai luce bene verso la malta, perché questo tipo di malta è ancora diverso da quell'altra. Questa qua è secca. Questa qua è secca, quella no. Mm? Allora prova a metterti qua in cucina, Mauri, perché lui ha detto cucina. Allora, qua. Cos'è? Beh, non ho fatto niente. Perché quando si scendi la luce? C'era anche la cosetta. Ok, mi hai portato in cucina. Mi hai portato qui in cucina. Mi hai fatto venire qui. Tardi. È tardi. Posso alzare il volume, no? Adesso Sì, di sì, nuovo. sì. Boh, sono qua. Non mi avvisa quando dice le parole. Io devo... Che ore sono adesso? 3:03? Orario giusto. Che siamo? Ci siamo, ci siamo. Senti dare quello strumento lì davanti a me. Sì? Sentito. Secondo me ti devi mettere lì, Mauri. Che vede la finestra? So. Falso. Ti ha fatto una specie di scherzo, Mauri. Fammi vedere Corbetta che filmiamo. No, attenta. Aspetta un attimo. Appoggio. Ok. Mostrati. Mostrati.
Lì dalla finestra. Stavo coperto dalla finestra. Te lo prendi. Sì. Ora li metto qua che così vediamo, ok? Vedi se ci sta sulla finestra. Io non l'hai lasciato dentro chiuso. Non sei qui. Muove le ante. Stai fermo qua per un po' che ora metto giù lo zaino, Mauri. Sì. Ok, no perché sennò ragazzi mi pesa. Insieme anche io mi appoggio. Poi ecco chi metto. Ok, vuoi questo? No. Ti apri la porta. Volere. Lo usi il tuo? Scusiamo chi metto. Ascolta, ma usi... Ah, quello per vedere? No, ho capito. Puoi fare un altro rumore? Angelica, fuori un altro nome. Ho detto rumore, non nomi. Oddio. Qua siete in tanti, siete in 12, ormai abbiamo Beh, almeno di 12 nomi. più di 12. Più di 12. Più di 12. La voglia. Siete tu adesso. Tramite questo. Guarda. Puoi muovere un'altra dalla finestra? Mostrati se puoi. Lo so. Ho detto lo so. Mostrati qua davanti. Mostrati davanti. Ma mettere una spirito normale, vedete? Ma poi sai qual è la cosa strana? Che lei ha aperto la finestra, ma Lo so. Ha detto lo so. è come se fosse murato. No? Come
Dice ascoltando. Dice? Sta ascoltando adesso. Dobbiamo aspettare. Sta ascoltando? No, dice ascoltando il senso. Galleggiante. Lampeggiante. No. Galleggiante, c'entra sempre l'acqua. Sempre l'acqua. Sì, Galleggiante. perché dice galleggiante. Sempre l'acqua. È soffocato ragazzo. Galleggiante. In 12. Viene a pensare che in quella stanza che eravamo prima erano in 12 pazienti. Sì, ma adesso ne sono di più. Quello è dopo. 12 pazienti o ti danno una chiappa spirituale che erano in 12. Ah. Karma. Calma, calma. Karma. Non mi far commentare. Karma torna sempre. Esatto. Andiamo. Andiamo, Lo comandiamo, lo comandiamo. lo comandiamo. Ti stanno dicendo ben altro. Sì. Non so se ti sei accorto. Brava. Oh, sono brava queste anime. Sono brava. Perché comandi? Se tutta sera mi hai detto che uno dei ragazzi si è soffocato ed è rimasto solo, perché menti? Perché menti? Perché stai mentendo? Comunica. Vuoi leggere? Za. Scusa, ancora scusa, ti sta chiedendo scusa. Ho lasciato fuori domande questa Vediamo cosa è. Non ti dico bene. nel podolo ci ho messo via, ma questo l'ho tenuto fuori. Anche tu qualche domanda hai lì? Se ti viene da dire qualcosa. Ok. Stai. Come stai? Come stai? Come ti senti? Quello vuol sapere, secondo me. Bene. Tu? Poi ricordami quando mi sposto che c'ho il cavo nello zaino. Ok. Con la power lì. Sono loro che fanno le domande adesso. Sì, no, infatti. Non sai più tu cosa pensavi? Scusa Mauri, cosa pensavi te di essere sempre tu a fare domande? Ma ti hanno soffocato qui? Cosa c'è? I capelli. Ah, sei impegnato. Tranquilla, ce n'hai tanti altri. Quella. Là.
Stavo dicendo mi voglio avvicinare perché mi pare che si veda male. Tuc. Vabbè, sto qua, come non detto. Puoi farlo? Deve essere anche un'infermiera che dice come stai. Esatto. Perché ha detto- Conditi ora. Cosa- Perché Hai sentito anche tu? È caduto quello? Cos'è caduto? Questo pezzo qua bianco? nasconditi ora. Questo, guarda. muro? Questo. No, è forte, nasconditi ora, gli ha detto. Dai. Ha lo stesso colore, guarda. Guarda. Fallo vedere anche nel video. Non so se si vede. Nasconditi ora Sì. per lanciato quello. Nascondino? Aprivano i muri per nascondersi? Questo spiegherebbe il buco. Però nascondino. Nasconditi ora. Nasconditi ora. Arrivano, perché magari arrivano gli infermieri con le pastiglie. Adesso. Però c'hanno ragione, le pastiglie non erano mica buone, quelle che davano quelli, secondo me. Di nuovo. Di nuovo. Ah. No, mi sono venuti via. Ciao. Appena li Ha detto ciao. Con chi sto parlando ora? RF ancora, cavoli. Porco Giuda. Con chi parlo ora? Lo vedi? Io sì. Ti stai nascondendo? Ancora. Azione. Sensazione. Beh, l'RF è lontano 6 metri. L'RF è lontano 6 Sei metri. molto giovane. Cosa hai detto prima? Ho la sensazione che il qualcuno di più pericoloso. Sensazione. Ti sta dando ragione, guarda, guarda. Alla faccia. Ti sta dando ragione. Negoziante. Negoziante. Cosa? Negoziante. Dopo potranno il nasconditi ora, scusa. Vogliamo solo capire come aiutare le persone qui. Ciao. Non ho capito se è partito perché ha capito quello che sto per dire. Cosa stai per dire? No, c'è qualcosa là. Stavo per dire, raga, ma non può essere che qualcuno magari, io prima continuavo a dire soffocato, no? Soffocato, che stava soffocando. Non è, Sembra come l'alfabeto Morse, ragazzi. non è che magari lui voleva lasciarsi morire, quindi si nascondeva dagli infermieri che cercavano di aiutarlo. Può essere. E l'infermiera le chiede come stai e questo dice di morire. Come se volessi morire. Oh, yeah. Mi sta facendo voce proprio. Punto a te. Un punto. No, Punto a te. accanto a te Ah, accanto a te. e accanto a lui. Accanto a chi? Sei alla finestra. Se sei lì dove... Stavo per dirlo.
Scusate, non fate in tempo a dirlo. Ma raga, questo vento che è salito adesso, ne vogliamo parlare? Questa è la mia pancia. Ah, ok. Questa è la mia pancia. Oh, ragazzi, io tra un po' è ora di colazione, te lo dico, quindi... Comunque da tanto movimento l'RF, Sì. parecchio. Scatto di voce. Luca. Sbirciare. Luca sbircia. Oh, hai scritto Luca. Tu l'hai scritto sotto qui. Sì, è vero. Ma stai ripetendo più o meno le stesse parole che mi hai certo. fatto scrivere. Perché c'è questo? Uno è un gallo. No, questo che sono io. Uno è un gallo. Il gallo. Magazzino, no? Però c'è qualcuno là alla finestra, ragazzi, per forza. Goccia. Continua a girarci attorno. C'è qualcuno là alla finestra. Io ho la sensazione che continua a girare attorno. Mauri, chiedi se è alla finestra. Continua, guarda, guarda, ho detto Mauri, chiedi se è alla finestra, guarda. Oh, che ha? È in trance? Io. Oh, È buio? solo che puoi aspettarsi tutto. Oh, vedi qualcosa? Oh, Molla Mauri. corti? Poi? Cosa hai dentro? Dove sei? Riesci a vedere qualcos'altro? Guarda dove sei, se c'è qualcuno. Cosa vedi? Poi? Poi? È acqua, acqua. Le gocce lì ci sono le lettere, quindi quando goccia senti di più. E quindi? Cos'è che vedi anche? Altri cadaveri al giardino. Non guardare me. No, non sto guardando. Stai guardando la bionda seduta col telefono. E ora guarda. Ma comunque ragazzi c'è qualcosa alla finestra. Cosa vedi? Pazzesco. Avvisa che è in trance. Avvisami. Beh, penso che abbiano già capito di sì. Non lo so. Ragazzi, guardate che Mauri è un po' in trance, Occhio. Poi? Va bene? Sì, adesso si vede. Ok, adesso ho messo. Ma comunque vediamo un po'. Oh. Che cosa vedo oltre i corpi?
Togli la mano. Lei deve prendere la mano. Allora lui si ferma. Raga, un attimo che c'è un momento di trance, poi riparlerà. Cosa vedi oltre il giardino e i corpi? No. Cosa c'era? Rimani concentrato avanti. No, guarda avanti, Mauro. C'è qualcosa là? Sicuro. Cosa c'era? Sicuro. È sicuro che lui va là? No. No, niente da fare, te. Poi, cosa vedi oltre? Mi lasci un attimo di tregua che vediamo. L'importante è che lei gli tenga la mano. Cosa vedi oltre i corpi e il giardino? Mauri, rispondi. Tu lo sai, vero, che non lo puoi tirare indietro, vero? Cioè? Lo stiamo tenendo in due. Oh, Mauri, torna. Torna. Ascolta la voce, torna. mi sono solo andato. Cosa fai? Ah. Quello che di solito funziona. Dita si apre gli occhi perché li vedi fondo. Guardami, Mauri. Ritorna. Mari. Ale, altro nome. Ritorna. Mauri, segui la voce. Segui la voce. Ritorna. Devi essere più forte a tornare, Mauri. Avanti. Torna, Mauri. Devi essere più forte, Mauri. Sei troppo indebolito. Torna. Ci sono io. Torna, Mauri. Cerca di evitare la collana. Tieni bloccato la parte sinistra per corbetta. Mauri, ehi, avanti, Va bene. rientra, apri gli occhi, rientra, Posso? rientra bene, non sei dentro del tutto, rientra. Rientra, apri gli occhi. Apri gli occhi, guardami, guardami. Ok. Posto? Posto? È a posto? No, anche per me. È un finto essere a posto. È a posto? Risolto. Comunque in questa stanza, ragazzi, per forza. È la faccia di corbetta. Che non so ancora questo. Comunque è da notare. Madonna. Non sta mollando. No, è qua, è qua, è qua. Tenetelo d'occhio perché è qua. Madonna, di nuovo sta puzza sotto il naso. Suo. No, non è tuo. Mi sono occupata. Allora, la finisci? Gli dai una calmata, per favore? Basta. Calma. Calmati. Il rituale, un ragazzo si è soffocato.
No, aspetta un attimo. Nel rituale si è soffocato. 2 corpi. Cazzo, guardate, le 2 vittime sacrificali, torna tutto Torna al sempre. C'è Maschio sempre e femmina. 2, 1, 2. Anna, Luca, Anna 2 volte, Luca 2 volte. Guarda. Perché tutti i brividi? aspetta che... Vabbè, ce ne faremo. Aspetta, dopo le... Che fosse? Ma farfalla bianca. Dai, sto dimostrando per la Cos'è che hai fatto? Io non ci posso credere. No. Praticamente è successo così. Dopo ti dico. Allora, per chi è penetrato e non sa nulla, c'è stato il rituale nella stanza dove ci sono le candele. Una coppia, che erano dei Satanisti? no, non so più. Ne ho dei rituali. Erano rituali, sì. Che quindi... Mi ha trovato, aspetta. Ma che cazzo? E lei? Cos'è andato in blocco lì? Oh, un'immagine di 2 pesci. I 2 teschi ce li ha sulla tavola lui. No, ma lì 2 pesci che si baciavano. Mi ha fatto uscire ancora. Intro. Guarda più là. Guarda più là. Le 3:33. È dentro. È qui. È qui. Stavo dicendo. Attenzione. Televisione. Attenzione. Di nuovo sta puzza, raga, che schifo. Solo te la sento perfetta. No? Ma aspetta, per chi è entrato adesso, stavo dicendo che nella stanza dove fanno le candele hanno fatto un rituale. Una coppia che era a fare i rituali ha deciso di sacrificare le loro vite e li hanno nascosti, sepolti da qualche parte. E l'odore che sente con questa sono le loro anime che ci spingono ad andare Adesso comincia Toti. a scavare. Adesso comincia lei, no? Finisci tu, inizia lei veramente. Non è che io mi sa che questi quali devo andare fuori il braccio di terra. Solare. Ho detto volare. Gocciolare. Effettivamente fuori gocciola. No, è vero. Sulla finestra doveva essere. Guarda, cominciato ancora. Sì. Perché dobbiamo capire tutti. Che schifo. Anche un po' di profumo qualcosa sotto il naso. Noso. Cosa? Luminoso. Luminoso potrebbe essere quello lì che continua. La peggiore. Tu che volevi tirarmi indietro, fallo arrivare fino al rosso, fallo brillare. Di più. Dai, che l'hai fatto brillare tanto, su. Stanco. È stanco? Beh, non è che hai fatto granché per essere così stanco, eh. Dai. Dipende, stanco magari non è successo come lui. Fallo arrivare al rosso. Tanto lo sappiamo che sei qui. Avanti. Ci hai fatto giocare tanto avanti, indietro, su e giù. Azione. Attenzione. Tradizione. Tradizione. Mauri, io bisogna che scollego questa alla tua. Aspetta, faccio un col... stacco il video e proseguiamo con questo, va bene? Perché se no l'altro è 20% neanche. Questo è 5%. Domenico. Domenico, tenetevi in mente Domenico, altro nome. Ok? Oh, sei a posto? E non ho carica per questo perché il power se ne sono andati quasi. Ne ho una di power. Sei a posto?
Oh, com'era? Tutto ok? Non piangere perché tra poco vado via. È bello che non sto neanche Oh, mi ha piangendo. toccato qualcosa i capelli adesso qui, Mauri. Oh! Ciao! Riesce uno inizio l'altro. Dai! Bevi questa! Non è mia acqua santa! Viene da vomitare, portatela, fatela attento al telefono, il telefono che è mezzo gamba. Posso? Cioè ragazzi, è tosta. È tosta. Qua dentro. Insomma, meno male che non è mia parte. Meno male che non è mia parte 2. Cioè, in che senso? Vabbè. Guarda anche questa. Ehi, respira! Oh, però mi tiro una... Oh, santo Dio. Tiro una rovescia di panno tra poco, ve lo dico. Aspetta un attimo. No. Ragazzi, finiamo qui perché la corvetta non sta bene. A posto. Finiamo qui, ragazzi. Noi siamo calmi. E per questo. Posso? Sì, ci sono. Ok, salutate qua che chiudo il video qua così aiuto Mauri con la cosa. Cosa ti fa? A te è graffiato? È passato da me a te? Dov'è che ti ha graffiato? Fa vedere. Dov'è che ti ha graffiato? Ah, lì. Cavoli. Niente, Mauri. Ditegli ciao qua. Mauri.